Vi faccio alcune poesie da seduta a casa mia. Ecco un'altra poesia. Perché è così che il sogno si infonde in qualcosa di simile a ciò che è un grande e appariscente strategia di un versante della montagna. Sono insipida come la pasta che senza sale divora il pasto. Oggi il nulla ha chiesto di essere ascoltato. Visto e sentito scappo e vago in cerca di un altro. È la soluzione per non soffrire più ed essere a digiuno. Sono nello stomaco, scendono domani. Cosa sono? Le lacrime? Eh sì. Ciao ciao. Dimentico sempre che il mio di posto è oltre nella notte dove il tempo non ha dimora, dove l'ipocrisia non esiste e il sole cerca sempre di esistere, esitando nella luna come se dovesse essere il riflesso del catadiotro che nella strada incontro per caso. Indico una via, la nostra, incontrarsi a metà, nel fine della storia dove l'ignoto è visibile come nel forse del mai sì. Credo nell'avvento di colui il quale sarà per resistenza di attimo il nuovo membro dove io mi appoggio e poso. Sposo nella veste chiara sarai con lui il solito, indaffarati di un me che sempre di impegno dimostro costanza. Noi inclini al vento, come sentinelle partiamo verso un viaggio ultimo, il nostro avvenire è stato. Così come lo abbiamo inteso, io qui, tu lì, nella casa del dov'è, sei perso. Ed io nel perdermi dentro il labirinto mi sono ritrovata arsa. Amaro un liquore che amo e che a fine pasto intono il colore e melodia, musica d'altri tempi, scorso.